A Moriago della Battaglia oggi si trova un'isola di pace e memoria chiamata l'Isola dei Morti. Ci troviamo in un piccolo lembo di terra lambito dal fiume Piave all'altezza del Montello, una delle tante isole piatte di Ghiaia. In questo territorio, nelle giornate del 27, 28 e 29 ottobre 1918 si combatté la battaglia più cruenta ma decisiva che portò gli arditi alla vittoria fino a Vittorio Veneto. In questo fazzoletto di terra, all'indomani delle imprese eroiche, furono ritrovati migliaia e migliaia di corpi senza vita di arditi italiani, trascinati dalla corrente durante l'attraversamento del Piave, oppure colpiti da proiettili austro-ungarici mentre cercavano di raggiungere l'altra sponda, quella che un tempo veniva chiamata Isola Verde, oggi viene chiamata l'Isola dei Morti. Qui il fiume Piave ha preso il nome di fiume sacro alla patria. In ogni dove, in ogni sponda si trovano cippi, monumenti, lapidi per tutti i caduti durante la Prima Guerra Mondiale.